Benvenuti in questo viaggio tra i capolavori della Pinacoteca Ambrosiana, dove ogni opera racconta una storia di bellezza, mistero e tradizione. Scopriamo insieme i segreti nascosti dietro ai grandi maestri dell'arte, in un racconto che vi trasporterà direttamente nel cuore di Milano. Oggi vi porto dentro uno degli ambienti più suggestivi dell'Ambrosiana, l'Aula Leonardi. Appena si entra, lo sguardo è immediatamente catturato da un grande affresco che domina tutta la parete principale. È un'opera imponente, teatrale, dipinta da Bernardino Luini, uno dei più originali e maturi seguaci di Leonardo da Vinci. Per comprendere questa immagine bisogna partire da ciò che Luini stesso, o forse la confraternita che lo aveva incaricato, ha voluto scrivere in alto, al centro, su un cartiglio che sembra aprire e spiegare l'intera scena. Recita così: il capo del re della gloria è coronato di spine. È una frase che non racconta solo un dettaglio del dipinto, è di fatto il programma iconografico di tutta l'opera. L'affresco è costruito come un racconto in 3 atti, disposto su 3 sezioni ben riconoscibili. Al centro troviamo il cuore narrativo ed emotivo del dipinto. Cristo seduto su una sorta di trono, avvolto in un manto scarlatto. In mano regge una canna che diventa, in modo amaro, una parodia dello scettro regale. I polsi sono legati con una corda. Sulla testa porta una corona di spine che 2 uomini, ai suoi lati, stanno premendo con dei bastoni per farla penetrare più a fondo nella carne. Il volto di Cristo non urla, non si contorce, è un volto che accetta, che contempla. Attorno a lui invece un gruppo di sgherri lo circonda con smorfie, gesti, atteggiamenti grotteschi. Lo deridono, lo insultano, lo scherniscono. Questa scena è accompagnata da un'iscrizione dipinta sul secondo dei 3 gradini su cui Cristo è assiso. Tutti coloro che mi hanno visto si sono messi a deridermi. È come se Luini avesse voluto far risuonare la voce stessa di Cristo attraverso le parole della scrittura. A destra e a sinistra della scena centrale, inginocchiati, troviamo i 12 membri della confraternita di Santa Corona, 6 per parte. Sono avvolti in pesanti cappe nere, raccolti in preghiera e disposti in modo simmetrico. Questi uomini non sono spettatori casuali, sono i committenti dell'opera. L'Aula Leonardi, prima di essere acquisita dall'Ambrosiana, era infatti la sala capitolare della loro confraternita, dedicata proprio alla corona di Cristo e impegnata in opere assistenziali. La loro presenza quindi non è decorativa, è la dichiarazione di un legame profondo fra la loro missione e il mistero della passione. Luini però non si ferma alla scena della derisione. Sullo sfondo della parte destra vediamo 2 episodi distinti. Giuseppe d'Arimatea, che accompagnato da un soldato chiede a Pilato il corpo di Gesù, e lo stesso Giuseppe, poco dopo, inginocchiato davanti al sepolcro. È la giornata della sepoltura, il momento in cui tutto sembra compiuto. Sul lato sinistro, invece, la luce cambia. È l'alba di Pasqua. Un angelo appare alle pie donne per annunciare la risurrezione. Un gesto semplice, quasi intimo, ma che porta con sé l'inizio di una nuova storia. In un'unica parete, Luini riesce a condensare l'intero mistero pasquale. Al centro la passione e la morte, sintetizzate nell'incoronazione di spine. A destra la sepoltura e a sinistra la risurrezione. Non è solo un affresco devozionale, è un percorso teologico, un viaggio in 3 capitoli che invita lo spettatore a muoversi da un lato all'altro, seguendo il tempo della passione, del silenzio e infine della vita nuova. E tutto avviene sotto lo sguardo immobile e dignitoso del Cristo coronato di spine, che domina la scena centrale e dà senso all'intero racconto. Quando si alza lo sguardo in Aula Leonardi, l'impressione è quella di trovarsi davanti a un grande libro aperto, interamente dipinto, che racconta la storia fondamentale della fede cristiana. Un libro scritto con i colori, con la luce e con la profondità narrativa di Bernardino Luini.